Tragedia in Pakistan, una valanga travolge la spedizione veneta di sci alpinisti guidata da Tarcisio Bellò, morta una delle guide pakistane, ferito lo stesso Bellò, salvi anche se provati gli altri 3 veneti. I malumori della Lega Veneta dopo le ultime decisioni di Matteo Salvini sui vertici del Carroccio a Via Bellerio. I vertici negano manovre di Salvini contro Zaia, molti silenzi ma anche imbarazzi e c'è chi nella base leghista teme il peggio. Il paese trevigiano di Arcade è ancora incredulo per la vicenda del padre marocchino che ha tentato di dare fuoco alla figlia perché vestita troppo all'occidentale, intanto si scopre che l'uomo avrebbe picchiato anche la moglie. Lo schianto di Povegliano ha costato la vita ad una 62enne trevigiana, oggi interrogatorio di garanzia per il 22enne accusato di aver lanciato volontariamente la sua auto contro quella su cui viaggiava la vittima. Trend positivo nel settore edile in Veneto, ma i dati non sono ancora tornati alla normalità, le 3 costruttori al governo. Adunata triveneta degli alpini a Tolmezzo, ieri la sfilata delle penne nere, record di ascolti su Antenna 3 per la lunga diretta, oltre 30.000 persone arrivate nel cuore della Carnia per vedere sfilare gli alpini. Sport basket alle 20.45, palla 2 per gara 3 delle finali promozioni di A2, Treviso un passo dal ritorno in Serie A1 dopo 8 anni di attesa, maxi schermo in città. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in apertura quanto accaduto oggi in Pakistan, una valanga ha travolto la spedizione veneta di Tarcisio Bellò, morta una delle 3 guide pakistane che era con loro, ferito lo stesso Bellò, salvi anche se provati gli altri 3 veneti, Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo. La cronaca nel nostro servizio d'apertura. La montagna ancora una volta ha chiesto il suo tributo di sangue. Una valanga ha colpito la spedizione veneta Hindu Kush 2019 in mattinata a 5.300 metri sul picco minore della Ishkokoban Valley. La cordata composta da Tarcisio Bellò, Luca Morellato di Quinto Vicentino, David Bergamin di Castelfranco Veneto nel Trevigiano e di Tino Toldo Vicentino e 3 guide alpine pakistane è stata spazzata via dalla valanga. Immediati sono scattati i soccorsi e l'aviazione pakistana già nelle prime ricognizioni è riuscita ad individuare gli alpinisti che risulterebbero feriti ma vivi, dispersa inizialmente una delle guide, successivamente però ne è stato trovato il corpo privo di vita. Al momento le condizioni atmosferiche impedirebbero le operazioni di recupero degli alpinisti rimandate alle prossime ore, confidando in un miglioramento del tempo, mentre è stata attivata una squadra di soccorso via terra. Sulla pagina Facebook di Bellò dedicata alla spedizione le foto raccontano le tappe dell'avvicinamento al picco e poi la scalata, ed oggi si intensificano i messaggi degli amici preoccupati che li invitano a resistere e a non mollare. Siamo molto preoccupati, siamo vicini alle famiglie e a loro in particolar modo e confido che al loro ritorno di poterli accogliere comunque come li avrei accolti anche se avessero raggiunto la vetta. Ricordo che avevo consegnato il gagliardetto del comune di Quinto Vicentino proprio a Tarcisio e a Luca pochi giorni prima della loro spedizione. Ecco, l'auspicio quindi che tornino salvi, che è la cosa più importante. La politica con lo scontro interno alla Lega, con il Veneto che si sente tradito da Salvini dopo le ultime decisioni di Via Bellerio e la sensazione che il leader federale si senta messo in pericolo dalla figura di Luca Zaia, un malumore molto forte anche se negato da più parti, molti no comment, anche se una parte della base leghista si fa sentire. È assolutamente impensabile che non ci sia Zaia, come è assolutamente impensabile in questo momento che non ci sia Salvini. Salvini non cerca di schiacciare Zaia. No, io sono assolutamente perché spaventato da Zaia. Sono assolutamente convinto che non è così. Il mantra da giorni è sempre lo stesso, nessun problema, nessuna rottura. Lo spettro di una situazione del genere, proprio in un momento in cui la Lega è padrona e non più solo in Veneto, è troppo forte per lasciarsi andare a commenti poco in linea con l'ortodossia. Ma chi conosce i sotterranei del Carroccio sa che le ultime sberle prese dalla Liga direttamente da Via Bellerio, dal direttivo a trazione lombarda, lo sgambetto verso Nicola Finco non più papabile per la guida veneta del partito, sono state poco digerite. E lo scenario si ripete, quel governatore più amato d'Italia e la sua figura che darebbe fastidio a uno che il proscenio lo vuole per sé. Un Salvini versione mitologico Saturno che cerca di divorare il figlio Zeus per non farsi detronizzare.
Nonostante le bocche restino blindate tra molti, c'è chi parla concretamente dei timori. Sono iscritto in Lega dal 91 e quindi le ho viste tutte, siamo tornati al 3% molte volte. I problemi sono nati con Comencini in Veneto, sono nati con Flavio Tosi in Veneto e non vorrei mai si arrivasse al tris. Con chi? Con chi non lo so, ad ogni modo in questo momento Zaia non penso abbia nessuna intenzione di rompere, anzi, però quello che ribadisco è che sta chiedendo con forza l'autonomia al Veneto e ai veneti che se la meritano. La Liga Veneta, la Lega Nord hanno una storia, la storia è partita dal Veneto, questa storia deve essere rispettata a tutti i livelli. Non so come precedentemente si sia parlato di altre persone da essere inserite in quel contesto, diciamo, di segreteria politica di Salvini, quindi non so nemmeno da cosa nasca questo, ma non vedo assolutamente una rottura che sarebbe drammatica. Il popolo leghista cerca di compattarsi, chi parlando di interventi esterni. Ciclicamente questi temi tornano sempre fuori quando la Lega è in un buon periodo. È chiaro che qualcuno sta provando a dividere. Chi ricordando la democrazia interna al partito. Io trovo la dialettica assolutamente normale, il dato politico più importante è che Matteo Salvini al federale ha detto che una delle priorità è l'autonomia. Salvini sta facendo abbastanza per l'autonomia? Secondo me dovrebbe fare molto di più. Il punto resta sempre quello, l'autonomia voluta da Zaia ma che non sembra così fondamentale evidentemente a tutti. E poi la questione delle divisioni interne. Se noi ci fossimo presentati da Matteo Salvini con le idee chiare e senza tante divisioni interne, credo che sarebbe stato tutto più facile anche per Matteo Salvini. Insomma, la pentola è ben più che bollente, uno scenario nel quale il futuro commissario, magari proprio il Mario Conte in rampa di lancio, avrà un compito preciso. Dovrà garantire Luca Zaia perché sarà il prossimo grande obiettivo che noi abbiamo, che è quello della riconquista del Veneto, per dare continuità proprio all'azione di Luca Zaia. Intanto nuova guida provinciale per Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni lancia a Padova Elisabetta Gardini, da poco arrivata da Forza Italia e che ha sfiorato le elezioni alle europee. È il nuovo commissario provinciale di Padova per Fratelli d'Italia. Per Elisabetta Gardini questo è il primo incarico ufficiale dopo il cambio di partito e l'addio a Forza Italia. L'obiettivo è far crescere FDI in Veneto e a Padova in particolare. Io lavorerò perché in ogni comune della provincia di Padova ci sia un punto di riferimento, un punto di ascolto. Io voglio tornare alla politica dell'ascolto per ripartire dai territori. Abbiamo poi tra l'altro un territorio straordinario con dei problemi reali e concreti che hanno bisogno di soluzioni. Le soluzioni arrivano dopo che c'è stato l'ascolto. Pur non risultando eletta, la Gardini ha portato in dote quasi 15.000 preferenze, che non sono bastate per ottenere un seggio al Parlamento europeo, ma che fanno brillare gli occhi ai dirigenti regionali di Fratelli d'Italia, perché si tratta di voti esterni al partito, che vengono da altre forze politiche, da chi, magari deluso, sta pensando di spostare il suo sostegno. Ora la Gardini ha promesso di fare velocemente un giro di incontri con i militanti del territorio e quindi presentare la sua squadra. È convinta che anche alcuni amministratori locali, ad esempio consiglieri comunali di Padova, siano pronti a seguirla. Lei stessa ha fatto il nome di Eleonora Mosco, che non ha incontrato ma che spera di convincere al passaggio. Intanto per Elisabetta Gardini Forza Italia rimane un ricordo lontano e sbiadito. Un sogno che abbiamo vissuto collettivamente nel 94, che piano piano però si è soprattutto negli ultimi anni sgretolato e che è rimasto nelle mani delle persone sbagliate, che non si è mai saputo trasformare in un partito. È come la storia di un'azienda di famiglia che non supera il passaggio generazionale. La cronaca, un uomo di origini marocchine arrestato con l'accusa di aver tentato di dar fuoco alla figlia quindicenne, colpevole a suo dire di vestire all'occidentale. Succede nel Trevigiano, ad Arcade, il cui sindaco dice: qui non c'è la Sharia, siamo in Italia e si vive con i nostri usi e costumi.
Conosco la famiglia, conosco la persona, non mi aspettavo una cosa così grave. Un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto sulla comunità di Arcade, ora sotto shock. È quanto sarebbe accaduto qualche settimana fa in una famiglia marocchina residente in Veneto da una ventina d'anni. Il capofamiglia avrebbe cosparso la figlia quindicenne di benzina, ma fortunatamente l'accendino si sarebbe inceppato, evitando il peggio. Dietro al gesto il fatto che la ragazzina agli occhi del genitore si vestisse come i suoi coetanei, all'occidentale. Un fatto che ha spinto la madre insieme ai 3 figli a chiedere aiuto, raccontando di altri episodi di rabbia e violenza che sarebbero accaduti in passato. A questo punto la polizia ha coinvolto il comune di Arcade. Mi ha informato della situazione di una mia famiglia e che necessitava che io mettessi la famiglia sul sicuro. È andata la polizia locale a prelevare il consultorio di Villorba, portarli presso l'abitazione, a recuperare gli abbigliamento e poi portarli sulla struttura protetta dove tuttora si trovano. La madre e i suoi 3 figli si trovano ora in una struttura protetta. Attendiamo a disposizione della magistratura e cercheremo di dare sostegno alla famiglia in modo che alla fine della storia ci sia anche un ricongiungimento e ci sia comunque una serenità maggiore per i figli minori. Una famiglia che in paese raccontano come ben integrata, che non aveva mai dato problemi al comune, non erano mai arrivate segnalazioni. Ora spetterà agli inquirenti far luce sulla vicenda. Il sindaco Pressi racconta di aver incontrato qualche giorno fa il padre. L'ho visto abbastanza ovviamente comunque giù di tono, poi a un certo punto ha pianto dicendo appunto che la famiglia non è a casa. Io ho risposto che io non sapevo nulla, che ero il sindaco, quindi ha capito che non avrei mai detto ovviamente comunque lui dove si trova la famiglia, e lì abbiamo anche parlato della questione dei figli e ho detto che qui non c'è la Sharia, qui siamo in Italia e qui lui deve vivere e far vivere i propri figli come viviamo noi. Restiamo nel Trevigiano con lo schianto di 10 giorni fa a Povegliano, costato la vita ad una 62enne trevigiana. Oggi interrogatorio di garanzia per il 22enne accusato di aver lanciato volontariamente la sua auto contro quella su cui viaggiava la vittima. Noi chiederemo già da domani una rivalutazione dell'intero quadro cautelare e indiziario al giudice. Chiederà la revoca della misura cautelare? Esattamente. Interrogatorio di garanzia questa mattina in ospedale a Treviso, dove da 10 giorni è ricoverato Cristian Barzan, il 22enne di Quinto, dopo lo schianto a Povegliano tra la sua auto e quella su cui viaggiava Giuseppina Lobrutto, 62 anni, è rimasta uccisa nell'impatto. Il ragazzo, che era stato raggiunto al Caffoncello da un'ordinanza di custodia cautelare, è accusato di omicidio e tentato omicidio. Secondo il quadro accusatorio avrebbe sterzato volontariamente, con l'intento forse di uccidere se stesso e l'ex fidanzata che viaggiava al suo fianco. Il giovane lo aveva detto alla vigilia e così è stato. Ha risposto a tutte le domande del giudice, ha spiegato il suo legale l'avvocato Fabio Crea, puntualmente e dettagliatamente, nonostante sia provato dal punto di vista fisico e psicologico. Lo studente ha fornito una versione diversa dei fatti rispetto a quanto raccontato agli inquirenti dall'ex fidanzata, ad iniziare dalla dinamica dell'incidente. Barzan ha respinto l'ipotesi di aver sterzato volontariamente, raccontando di una discussione in auto tra lui e l'ex. In pochi secondi dal momento in cui involontariamente è stata colpita al volto, un susseguirsi di situazioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura di grande agitazione e di grande distrazione, ciò che ha provocato appunto il superamento della corsia su cui proveniva la macchina della povera signora deceduta. Il ragazzo respinge anche le accuse di stalking nei confronti della fidanzata da cui si era lasciato a gennaio e di violenza sessuale che si sarebbe consumata sempre nei confronti dell'ex nell'auto parcheggiata prima del drammatico schianto. Lui nega qualsiasi forma di violenza, era un rapporto consenziente per il quale si erano già preparati all'incontro già da qualche giorno prima, quindi era assolutamente consapevole e consenziente sia dell'incontro che poi di tutto quello che è successo dopo. Sulla vicenda pesano le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza agli inquirenti. Fatica a comprendere le ragioni per le quali abbia fatto queste dichiarazioni, non avendo mai avuto non soltanto alcuna volontà di compiere quel gesto, ma soprattutto non essendoci né prima ma soprattutto in quella sera nessuna avvisaglia o nessun comportamento di Christian che possa aver determinato la ragazza a pensare in maniera concreta e ragionevole a un'ipotesi di questo genere. Intanto il giovane rimane ricoverato in ospedale.
Sul futuro delle grandi navi a Venezia non esistono studi di fattibilità approfonditi. La denuncia arriva dai consiglieri comunali Scarpa e Serena, che spiegano perché diverse delle proposte sul tavolo non appaiono praticabili. Fattibilità, costi, conseguenze dei vari progetti che si susseguono nell'infuocato dibattito sul futuro della croceristica a Venezia non sono chiari, secondo il consigliere comunale del gruppo misto Renzo Scarpa, mentre la MSC Costa fa il suo rientro in laguna con lo scafo che mostra ancora i segni dell'incidente di 2 settimane fa nel canale della Giudecca. La soluzione sulle grandi navi a Venezia appare ancora lontana, perché a mancare sono gli stessi presupposti, a partire, secondo Scarpa, dall'inquinamento che verrebbe prodotto dalla deviazione delle navi a Marghera, non più entrando dalla bocca di porto del Lido, ma da quella di Malamocco, attraversando poi il canale dei Petroli e quindi aumentando il percorso da 12 a 23 chilometri. Praticamente il doppio, calcolando che sono 500 navi e che i percorsi sono doppi, una in entrata e una in uscita, noi abbiamo calcolato, basta fare una moltiplicazione, la bellezza di 23.000 chilometri nave, ai quali si aggiungono quelli percorsi dai rimorchiatori quando verrà stabilito il percorso che faranno. Anche l'ipotesi di deviazione immediata sul canale Vittorio Emanuele III non è percorribile da subito, non solo perché nel corso degli anni il canale si è interrato e occorrerebbe scavarlo per renderlo più profondo e allargarlo almeno del 50%, ma soprattutto per i tanti impianti di servizi a rete che lo incrociano. Enel, che ha un cavo di alimentazione per l'energia elettrica, Terna, che ha a sua volta un cavo di energia elettrica che alimenta la cabina della Giudecca, e Snam, che ha delle condotte del gas. Insomma, secondo i consiglieri del gruppo misto, si parla troppo spesso senza cognizione di causa. Non hanno ancora studiato le varie problematiche, non si sanno, e ribadisco ancora una volta, quali sono i costi, quante tonnellate sono da portare via, che tipologia di inquinamento. Non per ultima, incognita acqua alta, quanto inciderebbe l'allargamento e l'approfondimento del canale Vittorio Emanuele III. Oltretutto una decisione sulle grandi navi Cafarsetti l'ha già presa nel 2012. Nel PAT, nel piano di assetto del territorio, il Consiglio Comunale ha scritto che le navi incompatibili con la laguna devono uscire dalla laguna. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di economia, di edilizia nel dettaglio, trend positivo nel settore, ma i dati non sono tornati ancora ai livelli pre-crisi. Ecco allora le richieste al governo da parte dei costruttori. Il mercato sta andando abbastanza bene, è andato bene nel 2018 seguendo l'andamento positivo già del 2017 e le prospettive anche per quest'anno sono positive. Va però preso sempre tutto con molta attenzione e cautela, visto che le politiche economiche del nostro Paese non ci danno grandi speranze. In estrema sintesi, il Presidente dei Costruttori Veneti avvisa che miglioramenti ci sono, ma bisogna fare di più. Bene dalla Regione il piano casa, che ha dato nuovo slancio all'edilizia. Da inizio crisi però sono oltre 13.000 le aziende che hanno chiuso nella nostra regione. Ora deve intervenire lo Stato con lo sblocca cantieri. Va detto che lo sblocca cantieri è un passo avanti, ma è incompiuto nel momento in cui non si è messo mano a quello che è la responsabilità erariale e la colpa grave per gli amministratori pubblici. Mi spiego meglio. Fintanto che resta una responsabilità enorme agli amministratori pubblici su ogni azione che fanno e il sospetto che ci sia sempre qualcosa di male dietro, questo è il vero motivo per cui non si sbloccano i cantieri. Buone notizie dalle ristrutturazioni legate alle agevolazioni fiscali, che però rischiano di essere cancellate in vista di una nuova fiscalità con l'introduzione della flat tax. Questo è sicuramente una delle cose più dannose che il governo potrebbe fare. Il settore delle costruzioni ha tenuto in questo periodo solamente ed esclusivamente per i vantaggi del bonus fiscale e inoltre appunto questo togliere il bonus fiscale e eventualmente innalzare anche l'IVA darebbe la botta finale al settore delle costruzioni che, ripeto, vede dei numeri positivi ma dopo 10 anni di crisi.
Ed ora rivediamo le immagini dell'adunata triveneta degli alpini di questo fine settimana a Tolmezzo, un'adunata che vi abbiamo raccontato minuto per minuto. Oltre 30.000 persone sono arrivate nel cuore della Carnia per vedere sfilare 18.000 alpini da tutto il nord-est. E allora voi di questi storici battaglioni e reggimenti, allora voi che della Carnia siete le braccia e siete anche la mente, allora voi stringetevi sotto e ricordate a tutti che questa è una terra fedele e generosa, che questa è la terra degli alpini d'Italia. Sta in questa frase, in questo striscione, l'essenza dell'adunata triveneta degli alpini di Tolmezzo. Oltre 18.000 le penne nere che hanno sfilato nella mattinata di ieri dopo 3 giorni di emozioni per le tante generazioni che qui hanno vissuto la loro giovinezza militare. Una vera e propria invasione pacifica che secondo le autorità ha superato le 30.000 presenze tra protagonisti e familiari assiepiati lungo tutto lo sfilamento ad applaudire non solo i propri carri o le proprie sezioni, ma tutti i gruppi indistintamente, dall'Alto Adige fino ai confini giuliano-dalmati, con quella sezione di Venezia che raggruppa anche gli alpini di Fiume, Pola e Zara. Raccolgono le testimonianze dei gruppi di Fiume, di Zara, di Pola, conservano la storia dei nostri italiani esuli e maltrattati e bistrattati, conservano le nostre rivendicazioni che oggi non sono rivendicazioni di territorio, ma sono semplicemente l'affermazione e il riconoscimento della nostra cultura. E chi per 1000 motivi non è potuto essere fisicamente tra queste vie e queste piazze ha comunque voluto partecipare alla sfilata grazie alla diretta delle reti del gruppo Media Nord-Est. E sono stati davvero tanti che ci hanno seguito con un record d'ascolti sia per la diretta della mattina che per le repliche serali. E se lo sfilamento più lungo è stato per le penne nere friulane, non meno massiccia è stata la presenza delle sezioni della Marca, forse quelle che maggiormente hanno vissuto in città la 3 giorni triveneta, occupando quella caserma Cantore dalla quale anche oggi qualcuno ha fatto fatica a staccarsi. Una adunata che passerà alla storia per 2 motivi. Per primo il ricordo che il sacrificio in prima linea nella Grande Guerra è stato anche femminile, con quelle portatrici carniche che hanno sfilato nella divisa d'epoca rosso scuro, rappresentate da Maria Plotzner-Mentil, unica donna a cui è stato dedicato un presidio militare e non a caso l'allora caserma degli Alpini di Paluzza. Ma Tolmezzo 2019 sarà anche l'adunata della caserma riaperta, dove in tanti, alcuni a distanza di oltre mezzo secolo, hanno potuto riassaporare per 3 giorni quella sottile brezza che li ha riportati alla loro, seppur in grigio-verde, spensierata giovinezza. E siamo allo sport basket, stasera a Treviso maxi schermo dalle 20:45 per seguire la diretta di gara 3 delle finali promozione di A2 tra la De Longhi e Capo d'Orlando. In vantaggio 2-0 nella serie, con una vittoria Treviso potrebbe tornare in Serie A dopo 8 anni. C'è grande concentrazione in questa vigilia da parte dello staff, da parte dei ragazzi. Dovremmo essere molto bravi, a ripetere la stessa gara, le stesse 2 gare che abbiamo fatto al Palaverde lontano da Treviso, e soprattutto deve avere grande compattezza. L'ultimo metro si percorre in terra di Sicilia, per i tifosi può e deve essere l'ultimo metro, quello che separa Treviso dal paradiso. Rima baciata come il bacio sono state le 2 gare che hanno visto la De Longhi imporsi contro Capo d'Orlando nella finalissima davanti al Palaverde. Stavolta però ci si sposta armi e bagagli nel covo degli avversari, poco disposti a veder sfumare la promozione, soprattutto davanti ai loro supporters. Ma la sensazione di potenza espressa dai ragazzi di coach Menetti sembra inscalfibile. A poche ore dal match la ricetta è sempre una. La grande forza del gruppo di reagire ai momenti di difficoltà e per il resto giocare 40 minuti veramente con grandissima intensità. Treviso ha un passo da quella Serie A1 che non vede dal 2011, quando era ancora targata Benetton. Poi la nascita del Consorzio Universo Treviso Basket, quel miracolo societario e sportivo che in 8 anni ha riportato il capoluogo della Marca laddove deve stare. Supporters partiti per Capo d'Orlando, ma c'è una città intera in attesa. E stasera alle 20:45 a San Tommaso, maxi schermo per seguire la gara. Si aspetta il pienone, si spera nella festa, incrociando le dita fino al fischio finale.
Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio Alessandro Ferro, sindaco di Chioggia, e poi a seguire alle 21:15 come ogni lunedì torna a Ringa, la politica alle corde. In studio Gian Antonio D'Arè della Lega, Sara Moretto del Partito Democratico e Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, martedì 18 giugno sarà un'ennesima giornata con il bel tempo e il caldo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Al pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui monti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, sarà infatti una giornata soleggiata con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche occasionale acquazzone sui rilievi a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà il bel tempo a dominare, infatti sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 32 e 33 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.